Al comando della Polizia Locale di Agrigento, il comandante Gaetano Di Giovanni ha incontrato i giornalisti per fare il punto sull'attività svolta nel 2018, un bilancio positivo malgrado le difficoltà create dalla mancanza di personale. 172 le ispezioni in edilizia, 540 le pratiche trattate nell'ambito commerciale, 841 per quanto riguarda l'ecologia. Notevole anche le attività inerenti l'infortunistica stradale, il traffico e la sosta, oltre al rilascio di pass. Come dicevamo, si tratta di un bilancio positivo nel quale rientra anche l'attività di controllo sull'indifferenziata fatta male, con le sanzioni scattate e documentate con foto che non lasciano alcun dubbio. Multe che hanno creato comunque mugugni, con il sindaco che in qualche modo promette di rivedere la questione e il comando che dice si tratta di multe legittime che vanno in pratica pagate. Staremo a vedere come finirà. Comandante, che bilancio si può fare sull'attività del 2018? È un bilancio ottimo, io direi che sono grato ai miei perché hanno dato veramente il massimo. Innanzitutto vorrei ricordare il numero esiguo delle forze di polizia municipale, perché a fronte di 120 unità ne abbiamo circa 65, di cui 10 in idonei servizi esterni, quindi con una forza effettiva di circa 50 unità abbiamo coperto tutto il ramo istituzionale dei servizi della polizia municipale. Quindi brevemente, come abbiamo già avuto modo di ricordare, abbiamo elevato in materia ambientale 841 sanzioni e accertamenti, abbiamo fatto 224 interventi di infortunistica stradale, abbiamo elevato circa 12.000 sanzioni in materia di contravvenzione codice della strada, 240 sanzioni in materia commerciale, 150 accertamenti in materia di polizia edilizia, quindi diciamo che sono estremamente soddisfatto dell'operato dei miei uomini ai quali do il mio personale ringraziamento. Ecco, i vigili sono lasciati soli in questo momento, hanno già proclamato uno sciopero, però l'amministrazione si serve di loro per i servizi di cui anche parlavamo. Ma i vigili non sono soli, perché alle spalle c'è un comandante e c'è anche la... Soli politicamente, anche comandante? Politicamente anche questo è un qualche cosa che va sfatata, nel senso che i vigili non sono soli, c'è un colloquio costante e quotidiano con l'assessore Muglia, anche con il sindaco, ci sono delle difficoltà di carattere oggettivo che andrebbero superate al più presto. Ciò non toglie che le lamentele che sono state effettuate hanno un riscontro e un fondamento, perché di fatto le divise non ci sono, il numero esiguo è esiguo, ciò non toglie che bisogna collaborare per l'ottimizzazione dei risultati. Si farà di tutto per scongiurare lo sciopero? Guardi, io sullo sciopero non entro nel merito perché è qualcosa che esula dalla mia competenza. C'è stata una riunione sindacale da parte dei lavoratori, hanno deciso in tal senso, soltanto chiesto che se dovessero poi optare per questa soluzione che vengano osservate le procedure previste dal contratto collettivo e dalla legge. A proposito della festa di San Sebastiano, comandante, lei ha chiarito a quanto pare, pagando una cifra. Ma ho chiarito, io non vorrei tornare sul punto perché già si sono sprecate parole e inchiostro abbastanza. Dico che soltanto è stata una polemica che poteva essere evitata e che non è conducente. Per me la vicenda è chiusa.